Come da previsioni la giornata è iniziata con il sole, ma dal primo pomeriggio il maltempo si è abbattuto anche sul veneziano. A partire dalle 14:30 circa sono iniziate le prime piogge in diverse zone della provincia, in particolare sulla terraferma. Da Chioggia a Porto Gruaro, Eraclea, Noale, San Donà di Piave, Jesolo, la Riviera del Brenta. C'è stata qualche grandinata, ma gli interventi dei vigili del fuoco si sono resi necessari soprattutto per i danni provocati dalle forti raffiche di vento. Alberi caduti, coperture sollevate, cavi elettrici, cartelli stradali, ma non si sarebbero registrati particolari danni. A Chioggia 3 operai sono rimasti bloccati mentre lavoravano sul tetto di un edificio, ma i vigili del fuoco giunti sul posto li hanno messi in sicurezza. A Malamocco una nave si è trovata in difficoltà a causa del forte vento in canale, mentre davanti a Cavallino sono intervenuti l'elicottero, i sommozzatori, la motobarca e la capitaneria di porto per un'imbarcazione di circa 20 metri che stava imbarcando acqua. Gli occupanti sono stati recuperati e portati in salvo e così l'imbarcazione. Stando alle previsioni meteo, il maltempo non proseguirà a lungo, lasciando spazio a una domenica più calda e soleggiata.